Buongiorno a tutti e ben ritrovate e ritrovati in un nuovo episodio di A Come, puntini puntini. L'ospite di oggi è Roberto Pintor. Roberto è un imprenditore che da anni sviluppa progetti nel mondo della formazione, dello sport e del networking, creando connessioni tra persone, imprese e territorio. È giocatore di basket, oggi dirigente, è fondatore di Innoversity Business School e insieme a fratello Marco anche di Parrot English Method. È inoltre ideatore del Rebound Street, un format che unisce il basket 3x3 alla street culture e la community. Quindi buon ascolto, buona visione e sigla! A Come, puntini puntini. Un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Eccoci. Ciao Roku. Come stai? Bene. Grazie. Bello Due rivederti baci, dopo. veramente dopo un sacco. Bisogna baciarsi! Hai ragione, bisogna baciarsi. Anche fra uomini, anche L'aria soprattutto. condizionata ero preoccupato, però Del caldo? Ma Del zero, caldo. mettiti la cintura. zero. Ci siamo sicuri che dopo. No, metti la cintura. Ah, ok. Allacciati. Siamo sicuri che dopo cosa? Che dopo un'ora mi riporti a casa. Sì. No, guarda, dobbiamo fare altro nella vita. Tu c'hai una marea di impegni, perché per organizzare questa cosa, quanto ci abbiamo messo? Hai ragione. Mamma mia. No, vabbè, è normale, perché devi incastrare mille cose. No, vabbè. Poi- Io ero. Adesso in questi giorni ero stato a Margherita, ma quando tu mi hai iscritto. Porca miseria, Poi quanto settimane- sei alto. Sono alto? Mamma mia, sei un casino. Mi sfori là. Così va meglio. Va meglio. Sei un casino Ho alto. un salotto questa macchina. Ti piace? Cavolo, sì. Me la chiamano furgoncino, mi fa girare i coglioni. No, È una mi macchina! piace, è una ma infatti ho sbagliato io. Bravo, L'ho ti chiamata adoro, hai macchina. detto macchina. Ho detto, mi fa, ma sei venuto col furgoncino? No, qua a destra, eh? Sì, giusto. Hanno Perché cambiato il cominciamo? senso. Allora, a parte il furgoncino, grazie di essere qui, che siamo riusciti a organizzare la cosa, perché tu sei un padre di famiglia, un imprenditore, un marito, un amico. Quanti impegni hai? Hai detto bene, ci sono tante cose da fare, dobbiamo ritagliarci uno spazio per tutto. Guarda che questo è uno spazio anche di relax. No, assolutamente. Infatti mi piace molto questo progetto che stai portando avanti. Sono contento, mi fa piacere. Perché poi vedi, intanto il concetto della macchina, di farsi un giro in macchina, ti rende autentico, perché tu sei sicuramente concentrato a non andare, non deragliare, non andare addosso a qualche altra macchina. E quindi sì, è una chiacchierata veramente informale, come dici tu, Totalmente. autentica, giusto? Autentica, brava, autentica. Mi piace questa idea. Poi non è vero che sono concentrata alla guida, perché scelgo percorsi dritti in modo da poter concentrarmi sull'argomento, cioè sulla chiacchierata, perché non sembra, però cercare, ma sto facendo uno spoiler tecnico, ma cercare di rimanere sul pezzo quando l'altra persona parla, mentre se facciamo una passeggiata così, chi se ne frega. Sì. Io non parlo di quello, io per esempio non parlo di me, cerco di parlare il meno possibile, quindi non è una chiacchierata a due, è una chiacchierata a uno, dove io voglio conoscere te, voglio far conoscere te a chi ci ascolta, voglio capire dalle tue risposte se ci possono essere altre domande, quindi entriamo dentro gli argomenti. Per Vabbè. caso ti ribalto io Sì. dalla situazione e faccio le domande io a te. No! No, puoi fare quello che vuoi, Anzi, qui non ci sono problemi di bambini, quindi puoi dire parolacce, perché ho benissimo. spuntato. Vabbè, chiunque lo può vedere. 2, quello che cerchiamo di fare un rec stop, quindi ti chiederei se non devi dire qualcosa, non dirla, in modo da evitare di fare tagli o montaggi. E 3, benvenuto. Grazie. Io ti Grazie. ho presentato. Ah, prima che salissi in Sì, macchina? sì, ho fatto l'incipit e ho detto di te 3, 4 cose, 5 cose. Ho detto che sei un imprenditore, corretto? Sì, perché intraprendo, ecco, intraprendo con tutti i rischi di intraprendere un progetto, insomma, quello che è, quindi
Sì, dai, la definizione di imprenditore. Beh, la definizione, diciamo, dottrinale dell'imprenditore è colui che si assume il rischio di impresa. Esatto. I libri dicevano così. Esatto, e infatti dico sempre, oggi fare impresa è un'impresa, perché Ti posso tante consigliare una soddisfazioni, lettura. ma- Un caro amico ha scritto proprio un libro, Fare un'impresa è un'impresa, quindi vedi? te lo regalo. È Antonio Palmas, amico carissimo, che è stato anche ospite, la prima puntata proprio, il primo episodio. Vedi, scambiarsi anche titoli di libri interessanti. Beh, infatti quando È ci siamo importante. conosciuti, ma non so se te lo ricordi, noi ci siamo annusati come cani, no? Ti Bravo, ricordi? bravo. Per cercare di capire chi sei, chi non sei. È una cosa che ci siamo detto, perché non ci facciamo la fotografia della libreria, dei libri che abbiamo letto. Io la foto l'ho fatta, te la dovevo mandare, poi non te l'ho mandata. Infatti l'aspetto, come si suol dire, siamo quello che leggiamo e che Bravo. frequentiamo, giusto? Oltre a quello che mangiamo. Oltre a quello che mangiamo, insomma, quindi l'ambiente in cui viviamo e in cui abbiamo decidiamo di- vissuto. Dai, a parte quello che ti ho detto, allora, sei un imprenditore in vari settori, ma soprattutto hai fondato la University Business School, e poi insieme al tuo fratello la Parrot English Method. Esatto, la scuola di inglese, che diciamo che è stata la prima attività imprenditoriale che abbiamo scuola di inglese? insieme. Sì. Ok. Ormai da quasi 12 anni che abbiamo creato e sviluppato insieme a Marco, mio fratello. Noi siamo 3 fratelli. Ah, 3. Io sono il più grande di 3. Ok. E Oh, dico classe sempre 1983. 83. Sei un ragazzino, cavolo. Ragazzino. Minchia. Beh, nell'animo sì, e spero di 83. rimanerlo sempre. Beh, sei giovanissimo. Sei giovanissimo, 83. E vabbè, ma qualche acciacco comincia a sentirsi. stai zitto. Quindi bisogna vedere anche lì. Devi Mese curare la tua a marzo, il 6 marzo. Sei Il un 6 pesce. marzo, un pesciolino, quindi vedi, sono pesciolino. un sognatore. Però anche coi chakra bassi. Vero? Sì. Che significa? Significa, vabbè, scusate, chakra. I chakra sono. Sì, ok. no, sì, Chakra bassi vuol i dire chakra che- mi sono chiari, però che cosa si chakra intende bassi, che poi? porti a terra le cose. Bravi, Che sei quindi pragmatico? Molto. Mi piace moltissimo, tant'è Molto. che infatti è sempre quello che poi cerco di fare, che l'idea ce le può avere chiunque. Bravo. Poi Ci sono riuscire i a chakra alti realizzare- che sono i sogni, i chakra medi che sono un po' una mediazione, vabbè, e i chakra bassi proprio la concretezza, la messa a terra dei progetti, e tu lo fai. Che la cosa poi più bella è riuscire a vedere realizzato un progetto e un'idea che tu immaginavi, avevi in mente, quindi quella è una soddisfazione grande. Per poi ti dico, vedi, la scuola Parrot, la scuola d'inglese, però poi ti insegna anche che quando fai impresa va bene la creatività, va bene le idee, ma poi appunto devi essere pragmatico e a fine mese ci sono da pagare gli stipendi. Mamma mia. Ci sono insomma un sacco di costi di gestione e quindi devi realizzare sempre qualcosa di sostenibile. Ma questo vale per tutto. Per qualsiasi Questo cosa. ormai vale per tutto. Quando parliamo anche di sport, e noi ci siamo incontrati, vedi, riferimento al master anche sullo sport business che abbiamo creato con University. Ah, aspetta, quindi University è il progetto globale. Allora, il no, master... tu No. immaginati questo, ok, come se fosse una realtà formativa, di sviluppo delle persone, delle organizzazioni che si occupano di formazione, e ci sono dei brand. Ok, io ragiono molto a brand, Mhm. perché ogni brand, e quindi in questo caso Parrot, University e altro, hanno un'identità, hanno dei valori, risolvono un problema. Hanno un posizionamento. Esattamente, hanno un posizionamento di marca Specifico. hanno un vantaggio competitivo, e quindi ogni brand che si realizza, come ad esempio la scuola di inglese, oltretutto facciamo anche altre lingue, quindi Non solo inglese. no, facciamo anche altre lingue, sì, ok. facciamo tutte le altre lingue, tra cui anche italiano per stranieri. Bello! Italiano per stranieri. Però È una nicchia un po' particolare. Sì. Non molti hanno Sì. come dire, non scoperto, ma fatto Sì, in maniera sì. fregatene. Che poi abbiamo iniziato noi inizialmente con un altro brand anni fa, poi dopo
un brand in franchising. Poi dopo, insomma, abbiamo, insomma, io sono un po' scalcio, ok? Ho voglia di fare, ho voglia di, Non stai appunto, fermo. di creare. E quindi è nata poi questo, con Marco abbiamo creato Parrot, che è l'unico animale d'altronde che parla. Guarda, E ci siamo posizionati appunto creando un nostro metodo, perché il dopo vostro tanti, Parrot. sì, sì, Ah, dopo bravo. tanti anni abbiamo capito insomma anche che cosa potesse servire, che cosa dovevamo migliorare, e quindi abbiamo creato il nostro metodo, che è il metodo per insegnare alle persone a parlare fluentemente l'inglese, Ma bella questa applicando cosa. i principi della neurolinguistica, e quindi poi applicando e creando quell'ambiente, perché io dico sempre, quando arriva uno studente, noi diciamo sempre, non sei a scuola. Ah, Perché il concetto di scuola nella nostra testa un po' negativo. è un po' negativo. Però è bellissimo quello che hai detto, cioè da iniziare a fare un'attività in franchising, quindi imparando da chi aveva già fatto, Sì. poi vi siete posizionati, Abbiamo comunque creato avete il vostro. nostro, esattamente. E questa è una bella cosa, perché tutti hanno la presunzione di creare subito il proprio, sbagliando molto ovviamente, ma ci sta lo sbaglio, Sì. però con troppa presunzione. Invece qui c'è un atteggiamento di umiltà molto forte. Allora, vabbè, l'umiltà è la base di tutto, ma perché ti dico questo? Perché l'umiltà significa appunto voler imparare sempre, cioè, avere sempre fame di imparare, ed è poi il motivo perché le persone crescono, perché o cresci o decresci, non c'è, la stabilità non esiste, cioè la stabilità Oppure non c'è serve a se tu, nulla. esatto, quindi è fondamentale, cioè l'umiltà è fondamentale. Poi cioè, chi si sente mai, se ti senti arrivato è la fine, È la fine. è il momento in cui sei morto, e secondo me anche la formula della felicità. Perché il fatto di sentirsi migliorati sempre, un po' di più, ogni giorno, Ogni giorno. cioè quando noi la mattina ci svegliamo, è fine giornata, senti di aver fatto qualcosa di utile, sei cresciuto, casomai non so, hai venduto qualche corso di inglese, sei andato, Sì. non so, a fare attività fisica, Grande sei stato con le difficoltà sue, quella. con le sue figlie, con le tue figlie, te le sei vissute con la tua compagna, ti senti pieno, tu finisci la giornata e hai detto, ah, questa è stata una giornata produttiva. Tue figlie hai detto, quanti ne hai? Ne ho due. Due? Sì, sì, sì. Due femmine? Due femminucce. Oh mamma, che età? Clotilde, che ha Clotilde, che Clotilde, bel nome. che ha quasi Clotilde. 13 anni. 13. Stai per Eh, entrare in un bel vortice. No, no, sono già entrato nel vortice, sono già entrato. Aiuto. E poi l'altra? Rachele, che ha Rachele. compiuto adesso 10 anni. Minchia, due bei nomi, molto importanti, molto Sono- corposi. Sono... Come li hai scelti? Come li avete scelti? Allora, Clotilde, allora devo dirti, nomi da femminuccia ce ne sono veramente tanti, Uff, veramente tanti, e bellissimi i nomi. Poi ci è venuto in mente, sì, un nome un po' fuori Completamente. sì, fuori dalle righe, un po' dai soliti che sentiamo, ed era anche il nome della nonna Ah, di ok. di Michela. E quindi Tua compagna sì, Michela? esattamente. Ok. E quindi Ci ma stava. sì, ma il Perché motivo no? non è stato per quello. Però Cioè, ci ha tra i vari trovato. nomi ho detto, cavolo, ma era anche il nome di tua nonna, Ma dai, che bello, chiamavano bello. nonna Tilde. Nonna Nonna Tilde. Tilde. Però Tilde. sì, insomma, Clotilde. Ma lei la chiamate Clotilde? Clo. Clo. La chiamiamo Clo. Clo. No, sono bambine fantastiche, vedi, anche lì c'è molto da imparare. Uff. E c'è quindi da imparare da loro. Imparare a diventare genitori prima. Esattamente, giusto? che è la Poi- cosa più difficile, poi al giorno complicato. d'oggi, quando ho a che fare io con altri genitori, mi rendo conto quanto sia importante fare il genitore, perché naturalmente insomma è veramente difficile. E oltretutto per migliorare loro devi migliorare tu. Di brutto. Questo l'ho scoperto così, caso? strada facendo. E la seconda invece, Rachele? La seconda Rachele,
Il nome? No, Rachele è un nome che ci piaceva, Un po' non più ce l'ha comune, suggerito poco più nessuno. comune. Sì, sì, Anche sì, se non ce ne sono tanti, però ne conosco diversi. sì, Rachele, la piccolina, bella, bella Mm. vispa, ma sai, poi ognuno, come si suol dire, è diverso, sai Ognuno è diverso. ognuno è diverso, Ognuno ha perso. ognuno è perso, anche se l'educazione è la stessa. È uguale. Penso che una parte alla fine, quando si dice, ma se il carattere di una persona, Beh, vabbè, da però dove... ti posso chiedere una cosa. Sì. Hai notato che tra la prima e la seconda, mentre la prima eravate inesperti, primo figlio, non avevi altri tuoi figli, nemmeno lei, immagino, non lo so, ma primo figlio è una cosa strana perché tu ti comporti in un certo modo e lui o lei risponde in un altro. Sì. Quando nasce il secondo, che è diverso dal primo quasi sempre, ti accorgi che non è questione di educazione, ma è di questione di carattere, perché tu non stai sbagliando o facendo bene o male nulla, semplicemente sono due mondi diversi e allora capisci come l'educazione Sì. o comunque come il carattere influisce con l'educazione, ma l'educazione non può pretendere di cambiarti le persone, semplicemente devi un po' adattarti. Sì, gli dai poi, sì, esattamente. Quindi una parte sicuramente appunto l'educazione è l'esempio, soprattutto, com'è? direi. Cioè, Poi, se esatto, pensi- poi c'è una parte comunque Caratteriale. caratteriale sua, genetica, La quindi prima ha anche lì preso- devi farti il segno della croce e Esatto. sperare. Ho due pesti, una delle due magari ti dà Esattamente. respiro. E poi quella personalità che si forgia col tempo, con chi frequentano, Esatto. l'ambiente È tutta una questione di fortuna. è tutta una questione anche, sì, anche di quello, però dobbiamo noi indirizzarli verso la giusta strada. Ok, torniamo indietro. Tu Sì. nasci in una famiglia di 3 figli, sei più grande, Sì. com'eri un bambino monello? No, Monello no, ma Sveglio. avevo l'argento vivo, si dice. Mamma. No, ma nel senso poi ero un bravo bambino. Così da quello che mi dice, e io mi ricordo, quello che mi dice mia mamma e i miei Ce li hai genitori. ancora? Sì, Che sì. bello. E quindi no, ero bambino, ma ero vispo, vabbè, ma come tutti, ma meno male, voglio Meno dire, male. bello acceso, ecco, ero Cosa molto fai? Cosa fai? Scuola? Cosa fai? Allora, ho fatto... Dopo le medie, ovviamente. Dopo le medie sono andato allo scientifico a Michelangelo. Ok. E poi dopo ho fatto economia e gestione aziendale. Ah, Eh, e com'era lo scientifico? Bravo, medio, burrico? allora, diciamo Asino, che in non sardo. avevo... diciamo che non mi hanno mai, Mai rimandato? craccato, mai rimandato, quindi è sempre andato tutto Te la bene. sei cavata. Mi Eri muove... bravo. Allora, allora, no, Mm. no, diciamo che non mi piaceva studiare. Ecco, questo... Ma dai, allora, un attenuante è che, allora, giocavo a basket. Ok. Per me il mio sogno era il basket, e c'era solo quello. E quindi addirittura ti dico questo, mi chiamavano il parrucchiere. Come il parrucchiere? Perché Perché il lunedì non andava. a scuola. Ecco. Perché C'avevi la andavamo partita. in trasferta. Io già quando avevo Già insomma, andavi già in 15-16 trasferta? anni, sì, mi allenavo con Con la con squadra la Serie grande. B, sì, Con sì, la a Serie B. Cagliari, sì, a Cagliari, sì. Bravo. Ero anche in nazionale a 16 anni, Hai nel fatto giro, anche la sì, nazionale? nel giro della nazionale Ma che cosa è successo? giovanile. No, Mo sto anticipando, ma voglio sapere. no, è successo che poi Perché non sei ancora giocatore? Cioè, sei giovane, non è che... perché non so, perché quella è stata una scelta, è stata una scelta, perché io allora è successo che ho continuato a giocare, ho giocato appunto a Cagliari, anche quando avevamo, allora è successo no, allora 16 anni, 15 anni esordisco in Serie B, cavolo. poi continuo gli anni a seguire sempre per la Serie B, 16-17 anni, poi la Serie B di allora fallisce, purtroppo. Ricordo. C'era insomma, il povero, dico povero perché non c'è più Gigi Bergamini. Ah, certo. Erano stati anni bellissimi, oltretutto perché vedi lo sport quanto ti insegna. Io
ero il piccolo con altri miei compagni fraterni, tra cui adesso anche compagno di classe Michele Mastio, e ci si allenava con i più grandi, quindi vedi quell'ambiente, respiravi un basket ad alto livello, ti allenavi con i più forti, quindi miglioravi sempre di più, continuamente. Alzavi l'asticella. Assolutamente, c'era il rispetto verso il più grande. Poi frequentavi i grandi, quindi ti c'era anche nel periodo del nonnismo. Mamma mia, ne abbiamo parlato con un altro ospite. Ma nel senso poi positivo, ti dico la verità. Anche lui parlava di positività del nonnismo. C'era il rispetto per il più grande. Il rispetto per il più grande, tu dovevi veramente, non ti si dava, dovevi guadagnarti la fiducia, dovevi sputare sangue in campo. Poi il campo naturalmente siamo tutti quanti uguali, per il campo dello sport poi c'è lo sport di squadra dove si è tutti parte di una squadra. Infatti io non sopportavo le dogane, non sopportavo i personalismi, i personaggi che facevano un po' tutto quello che gli pareva e piaceva, e c'erano allenatori, lo devo dire perché ho fatto 10 anni di basket anch'io, dove chi segnava era il più figo degli altri, che si faceva un culo così in difesa non contava un cazzo. Ecco, sbagliatissimo. Fanculo, posso dirlo? Sbagliato. No, oltretutto ti dirò di più, spesso nello sport si guardano le statistiche, quindi Bravo. come dici tu, quanti rimbalzi si è preso, Quanti i punti, tiri fatti, rimbalzi. Poco gli assist, vedi anche quello. Gli assist, quello è un elemento però importante. sono sicuramente numeri che puoi verificare e misurare, però sono degli aspetti che sono difficili da misurare. Quanto è difeso? Quali sono? Quanto è difeso? Vabbè, lì in teoria potrebbe essere Palle anche le palle recuperate, recuperate, ok. ma non è vero, No. ma non è soltanto quel Quanto è perché anche impedito che andasse a l'intensità, canestro? se hai fatto quel passo in più, Ah, se quando tu sei in campo la squadra e i tuoi compagni giocano meglio, bravo. perché comunque Tutto anche il quello, sistema tutto il funziona sistema, perché bello. spesso vedi giocatori, come dici tu, che hanno grandi percentuali, Non grandi tornano mai. tabellini, però poi la squadra quando sono loro in campo gioca male. Bravo, o prende più punti, anche se ne fanno, prende di più, quindi Esatto, mancata difesa. esatto. Oh, e questo concetto lo sai che io lo applico, infatti insomma quando ogni tanto parliamo del fatto che io applico molti concetti, principi, il linguaggio dello sport nel mondo anche dell'impresa e del business. Questo per dirti che quando anche un potenziale studente entra da noi a scuola che si vuole iscrivere, come fratello Marco diciamo sempre, niente teste di cazzo, riprendendo anche un libro scritto dove raccontano degli Perché All Blacks. Poi te lo Degli do Homeless? no, degli All Blacks. Ah, degli All Blacks. Esattamente, che sono la squadra di rugby Australiana. del neozelandese. E si intitola Niente teste di cazzo. Che bello. Se noi vediamo e capiamo che un potenziale studente, anche se paga, Certo. ma capiamo da una consulenza che è una testa di cazzo, Non lo è prendo. meglio non farlo iscrivere, cercare di evitare di farlo iscrivere, Ma che perché bella questa storia. se va in classe Ti rischia rompi di il condizionare tutta la classe e ne basta spesso uno. Questo cosa succede? Se c'è una persona così, parte l'esperienza, ma dell'esperienza di svolgere un corso, perché poi svolgere un corso in casa è incontrarsi, stare insieme, spendere del tempo. Le vostre classi questo frequentano. inficia anche sull'apprendimento, Certo. condiziona l'apprendimento anche Di tutti degli gli studenti altri. e di tutti gli altri. Quindi per noi la parola ambiente è fondamentale. Infatti se tu vieni, non sei mai venuto da noi a scuola? No, purtroppo no. Ho visto dove sei, in via Roma. Sì, siamo in via Roma 245, che oltretutto era la vecchia sede del giornale di Sardegna, Ah, è vero. di 20 anni fa. Sì, Ed più o è meno. tutto open space, tutto un concetto di scuola nuova, quindi non ci sono quelle pareti. Come fate a fare le lezioni? Allora, no, delle classi sono anche una classe po' anche, separate. anche un po', sono anche separate, però tutto il resto dell'ambiente è open space, perché cerchiamo di ricreare quelle situazioni di vita reale, cerchiamo di
di abbattere anche quelle barriere di diffidenza, quelle paure, perché sei cercando di ricreare appunto quelle situazioni reali, e quindi le persone si incontrano, parlano, anche noi abbiamo questo continuo dialogo con lo studente, e quindi se c'è un problema lo capiamo subito, e quindi non è che arriva a fine percorso, com'è andata, non esiste. Cioè non avete proprio la tipica situazione no, della docenza frontale. No, abbiamo anche quella con il nostro metodo, naturalmente, però questo ambiente così aperto ci aiuta a confrontarci in continuazione con lo studente, a seguirlo in un percorso, un po' come fossimo dei personal trainer dell'inglese. Quindi lo sport lo applichi. E quindi vedi, lo sport alla fine, inconsciamente forse, lo applichiamo. Anche a me, mio fratello Marco ha giocato a basket anche da ragazzino, anche lui era molto, molto forte. Chi? Mio fratello Marco. Marco, anche lui era. E quindi applichiamo i principi dello sport anche nell'attività. Ed è fondamentale. Quindi scusami, ogni tanto vedi, incominciamo un discorso, poi io Ma ti riporto, guarda. mi riporti. Ti riporto perché parlavamo di quando eri Di quando avevo 16 anni, di quando ero al liceo, basket, facevo basket. Eri parrucchiere o barbiere? No. Ero parrucchiere. Parrucchiere non va bene. No, vabbè. Ok, ne abbiamo però sei riuscito sempre a farti promuovere. Assolutamente. Studiavi I professori mi adoravano. Mi adoravano. Mi adoravano. Comunque sei una bella persona, non è difficile adorare. Vabbè, grazie. No, veramente. Dal primo momento in cui ti ho incontrato ho detto questo è Togo. Poi non lo so. Te lo giuro, ho avuto una sensazione. No, lo stesso per me. La sensazione è forte. Beh, non saremo qua poi a farci queste due chiacchiere perché e renderle anche pubbliche. Esatto. Non dimenticartelo. Però chi se ne frega. Esatto. Torniamo al discorso poi. Liceo, poi quindi liceo io decido, succede che la società fallisce. Giusto. Nel mentre la Cagliari Basket, poi la Canestro Cagliari, nel mentre c'era l'Esperia, dove oltretutto io sono nato, perché io sono cresciuto lì nelle giovanili, le ho fatte all'Esperia. Quanto mi stava sul cazzo i famosi esperini. Vaffanculo, scusate, ma io ho vissuto male quel periodo. Tu hai vissuto male? Io ero squadra del cazzo, Doris, col famoso Salvatore Figus, poverino è morto, e poi Interbasket. La serie però erano tempi bellissimi, perché meravigliosi. Una cultura del basket importante, e c'era molta competizione, che giocavano in tanti. Era di moda, vabbè. Giocavano in tanti. Comunque sono nato lì all'Esperia. Sei nato all'Esperia? Io sono nato. Perché sei andato a finire Sono nato all'Esperia perché poi a 13-14 anni c'era la Serie B del Cagliari, che si allenava al Palazzetto, che non aveva oltretutto poi le giovanili, e quindi si appoggiava alle giovanili, aveva preso i giocatori insomma più bravi, e li aveva inseriti nella prima squadra. Quindi fallisce il Cagliari, fallisce poi la Pallacanestro Cagliari, e l'Esperia, che aveva una serie C2 per un regionale, sale nella vecchia serie C nazionale. E allora io ero un po' combattuto, perché avevo diverse richieste per andare a giocare anche fuori, a 18 anni, Me la sentivo, perché poi cosa succede? Che molte società, ma anche di Serie A, chiaramente cercavano giovani dell'83, cercavano giovani, però io ho detto, cavolo, io voglio giocare 40 minuti, voglio incominciare a giocare 40 minuti, perché andare comunque a una prima squadra e far fatica, io voglio giocare. E questo discorso e questo concetto poi te lo riprenderò anche dopo, e ti spiego perché. Voglio giocare, voglio entrare in campo, voglio sbagliare, mi danno questa chance, e quindi era una Serie C nazionale importante, quindi giochiamo. È stato un anno bellissimo, perché arriviamo nel girone d'andata, addirittura eravamo primi, squadra giovane con qualche innesto anche. Qualcuno forse lo conosceva, c'era anche Simone Velluti e Stefano Bulas. Davvero? Sì, vabbè, ma già che erano un po' anzianotti. Anzianotti tra virgolette, però sì. 30 anni forse. Forse sì, vabbè, Stefano sì. Simone qualcosa in meno.
L'esperienza comunque. E quindi è stato un anno fantastico. Poi siamo usciti adesso in semifinale, se non sbaglio. Comunque, è la squadra che salì era l'Aprilia, una squadra vicino a Roma. Salì in B2 e mi chiamarono l'anno dopo, perché comunque io feci un super campionato con la Serie C nazionale, come giocando, quindi da protagonista. Io avevo bisogno di quello, di giocare nel bene o nel male, di stare in campo, comunque sai, io faccio dimostrare qualcosa, cioè. qualcosa. Tu avevi, quanti anni avevi? Di 18? 18, e quindi mi chiamò l'Aprilia, che era salita in quel girone in Serie B. Quindi andai a giocare l'anno dopo ad Aprilia. Sei andato? Sì. Oh cavolo. Trasferito? Esattamente, a Roma. E quindi mi convinsero, perché volevano puntare su di me. Poi se quando ti chiamano ti dicono voglio puntare su di te, poi mille promesse. Lo devi dimostrare. Però io ero focalizzato sul basket, voglio arrivare in Serie A. Quello era il mio obiettivo ed era il mio sogno. Quindi vado fuori, ero più piccolo, ad Aprilia, e lì mi accolsero come fossi proprio in famiglia. Dai. Naturalmente dimostrai, ero più giovane ed ero anche, quell'anno fu super perché arrivavamo in finale. Ci seguivano un sacco di tifosi con 2 o 3 pullman. Ma dai, che con gli striscioni nel blu di Pintor di blu. Mi facevano anche io, no, Pintor. Addirittura, Sì, c'è una star. Erano scatenati, è stato un anno. Figata! È stato un anno bellissimo. Poi eravamo nel girone sud, quindi campi caldissimi, Ribera, Gragnano vicino a Napoli. Mamma mia. Ma ragazzi, Gragnano, io mi ricordo scene dove ci tiravano, io non sto scherzando, le pietre al pullman. Le pietre. Assolutamente. O quando tu stavi a bordo campo alla rimessa, da dietro i tifosi che tra un po' ti prendevano, ti davano a pappine, per non dire altro. Scortati dalla polizia, ma la polizia era molto, non lo voglio dire, ma forse lo devi. Non si può dire niente. Non si può... Non avevo capito. Erano tifosi anche no. Esatto. Poi non è successo quasi nulla. niente, non è successo niente. Però molta tensione, campi, molta tensione. Però io mi accendevo quando i campi erano così caldi. Davvero? Io mi accendevo quando sentivo questa tensione, questa competizione, e anche questo concetto te lo riporterò dopo. E sono già due, il primo me lo sono già dimenticato. No, non me lo sono dimenticato. Sono due concetti, te lo ricordi tu? Sono già due. Quindi quando ad esempio le scuole, io me lo ricordo anche quando ero ragazzino, quando le scuole erano molto scarse, perché noi quando eravamo lì all'Espira vincevamo, cioè non avevi voglia di giocare. Ti scazzavo. Era già vinto. Sbagliato, brutto, bravo. Però sbagliatissimo, perché tu comunque devi sempre dare il massimo. Però non mi esprimevo, ecco, al mio massimo, perché non c'era niente che mi accendeva. Quindi più questi campi erano caldi, più l'avversario difficile mi faceva il coro, più mi esaltavo. Mi esaltavo. Pazzesco. Quindi era stato un anno incredibile, e poi purtroppo perdemmo la finale contro Palestrina. Oltretutto il campo di Aprilia era piccolo, e cioè piccolo come spettatori? Sì, e i playoff li facemmo nel palazzetto a Latina, che era un palazzetto molto più grande, poteva accogliere molti più spettatori. Quindi anche questo cambio di campo non ci giovò tanto, perché giocando a casa nostra era un bunker, poi era difficile che le squadre avversarie riuscissero a portarsi a casa i 2 punti. E quindi giocammo lì, perdemmo la finale, e poi ecco, l'anno dopo andai a giocare a Veroli, che invece era in Serie B cioè quindi nazionale. Ti mandano via, ti vendono? No, poi decisi io, loro volevano anche che rimanessi. Ti fa io l'offerta? ero lì, però se mi fa un'offerta
Veroli è una delle squadre Ma siamo sempre a 18-19 anni? Qua avevo già 21 anni. 21? E non avevi ancora iniziato a studiare? 21-22. No, ero già iscritto all'università. A Cagliari? Ero iscritto all'università a Cagliari e ricordo che... come Chico non riuscivo perché me ne andavo la mattina e la sera e mi ricordo che però avevo dato 1 o 2 esami perché era l'ultimo anno del servizio militare. Oh, esattamente. Quindi se tu almeno dimostravi di essere iscritto all'università un esame e sostenevi l'esame, potevi saltarti che periodo. Esatto. Poi già dall'anno dopo era cambiato tutto. No, era finita la leva obbligatoria. Esatto. Ok, quindi vai a Veroli. Veroli, dove sta squadra Veroli sta vicino a Frosinone. Frosinone, siamo sempre nel Lazio? Oltretutto, sì, esattamente, nella ciociaria. E là vivevano di basket. C'era una squadra fortissima, c'era Bobo Pieri che aveva giocato in nazionale, Zamberlan, giocatori veramente forti, Virgilio, c'erano giocatori fortissimi, Carrizzo, un giocatore argentino che aveva giocato anche alla Dinamo in Serie A, e lì, anche lì avevo tutto da dimostrare. Fu un anno difficile perché comunque il livello dalla Serie B alla B1 è importante e poi in una squadra con un roster pazzesco perché erano tutti giocatori fortissimi, e quindi fu un anno difficile e mi ricordo che ci eliminò ai playoff Castelticino, allenata da Sacchetti. Dameo Sacchetti. Sì, Dameo Sacchetti. Oltretutto quella squadra giocava Portaluppi, non so se te lo ricordi. Sì, che me lo ricordo. Un giocatore bestia. pazzesco. E quindi ci eliminò ai playoff, sì, nonostante noi fossimo arrivati, sembra la squadra avversaria arrivò quinta nel loro girone, però ci eliminò. Fu un anno difficile, fu un anno molto difficile e quindi l'anno dopo ci fu una rivoluzione della squadra. Arrivò come allenatore Salieri, che volle rivedere tutti i giocatori sotto contratto, tra cui anche me. Questo era un allenatore che puntava molto ai giovani di talento, che però avevano voglia di spaccarsi il culo, cioè lui tipo soldatini. Mi ricordo che d'estate mi allenavo lì a Veroli con Salieri e difendevo come un pazzo durante l'allenamento e lui nonostante tutto difendi, poi ti prendevano, erano i tempi in cui ti prendevano a parolacce. Oggi è un po' più, quindi non posso raccontare, non posso dirlo, e quindi insomma, comunque mi confermo per un altro anno, ci confermo 1 o 2 giocatori. Non voleva la prima e donne, voleva giocatori, ripeto, giovani, di talento, che si spaccassero il culo. E quell'anno oltretutto, durante l'estate arrivò un amico, Beppe Poeta, nonché allenatore dell'Olimpia Milano in Serie A, che è stato anche in nazionale e che io avevo incontrato un anno prima, quando giocavo, 2 anni prima, quando giocavo ad Aprilia. E quindi ci conoscevamo da avversari, c'era una stima reciproca. Io però quell'estate mi faccio questa domanda: voglio continuare a giocare a basket a questo livello o voglio fare anche altro nella vita? Perché ti svegli a 35 anni che puoi anche aver giocato in Serie A, puoi anche esserti comprato 2 appartamenti, perché non parliamo di calcio, no, perché guadagnavi, è già molto, ci pagavano esattamente, sì, ci pagavano anche bene, ma quindi quando sei giovane cominci a vedere i soldi facili, perdi anche un po' la cognizione della realtà. Quando vedo i giocatori di calcio oggi dicono: ma
non danno il vero valore ai soldi che guadagno. Quando fai impresa capisci che quell'euro che ti guadagni è veramente guadagnato. E quindi ho detto, sai, se ti svegli a 35 anni, metti che hai anche una laurea. Ok, a 35 anni, sto esagerando. Costruito niente. Però non hai costruito niente. Però non hai, come ti ho fatto l'esempio della Serie C, Sì? quando avevo 18 anni che avevo deciso non di andare in un'altra prima squadra, anche di livello, anche Che di volevi Serie A, giocare quello- 40 minuti. Volevo giocare, volevo eh, sbucciarmi le ginocchia sul campo. Quindi quello è fondamentale, perché tu, ecco, a 35 anni dici, "Oh, ho una laurea, metti o il titolo, ho anche qualcosa messa da parte, però non ho quell'esperienza che mi sono fatto sul campo, Mm. sbagliando, facendo errori." Però aspetta, ti fermo, perché Sì. tu questo ragionamento lo Sì. fai nel momento A in cui, 23 anni. a 23 anni, nel momento in cui puoi ambire alla Sì. Serie A? Avevi i titoli, sinceramente? Sì, sinceramente, oggettivamente, oggettivamente la ce strada, l'avevi. la strada era Spianata, quella, ok. sì, la strada era quella giusta, però non ho finito di dirti che nel mentre una Serie C a Cagliari, la Russo, salì in Serie B. E quindi anche questo mi condiziona nella scelta, perché la scelta era quella di tornare a Cagliari, giocare in serie B, riprendere a studiare, tra Ok. virgolette, Ok. e quindi poi con una proposta comunque allettante, e tornare quindi a casa, sapendo che io però tornando a casa, quindi Non tornando avevi nella più- mia zona di comfort, io stavo appendendo le scarpe al chiodo, nel senso che comunque come ambizione, come come prospettiva. ambizione, nel senso che, sai, la vita è ogni anno nello sport fatto di scelte, Un quindi anno in quella meno. scelta ti può portare in strade diverse. Un infortunio, un problema. Infortuni, un problema, andare a giocare in una squadra ti può aprire certe opportunità, può farti conoscere delle persone, e quindi Cazzo, andai... un ragionamento maturo però. E quindi andai... E quindi tornai a Cagliari. Hai fatto la Russo quanto Ho tempo? fatto la Russo, furono anche quelli anni bellissimi, perché poi salimmo dalla Serie B2 alla B1, perché siamo arrivati primi, quindi ci ripescarono, anche se poi perdemmo la finale nei playoff. Quindi furono degli anni pazzeschi, anche il palazzetto a Cagliari rispondeva molto nuovo. bene. Io ero chiaramente nel mio massimo della forma psicofisica. Non c'era ancora Sassari, vero? Dinamo. No, la Dinamo c'è sempre stata. C'è No, sempre già stata. ad alti livelli, non ancora. Stavi Era in iniziando. Serie A2. Ah, c'era già in Serie Era A. in A2. E Sì. lì non c'è stato mai l'avvicinamento per andare lì. Allora, l'avvicinamento c'era stato, ma non concreto. Non concreto. Poteva Poi, essere sai, quello. Boh. allora, ripeto, la scelta da passare da Veroli, che era comunque una piazza che poi l'anno dopo salì in Serie A2, Ah. per capirci, a tornare a Cagliari, fu proprio una È già scelta, quello una scelta una scelta un po' proprio. di vita. E ti sei Per messo a quanto poi studiare. anche per quanto poi sì, altre opportunità ci sono anche state, perché mi ricordo insomma che poi quando giocavo ci furono altre chiamate anche per andare a giocare fuori a Forlì, insomma in altre realtà, però io ormai avevo deciso di rimanere a Cagliari. Oltretutto poi è successo che 27 anni ci fu, ecco, la retrocessione della Russo dalla Serie B intanto dalla B1 alla B2, già là persi un po' di entusiasmo. Quindi già a 27 anni avevo avuto un po' mentalmente, non ero più come prima non volevo perdere la carta neanche con mia nonna, ok? E lì persi un po' di motivazione. Quello, ecco, fu secondo me un momento chiave anche per me e per il basket. Prima avevo quell'ossessione totale, pura di voler vincere sempre, in maniera ossessiva. E Quindi questa l'hai capita? non ho capito. Hai capito questa tua ossessione? Ho capito questa mia Cioè, ossessione. ci hai lavorato su quello? Sì, Perché non è molto... un, cioè, un po', te la porti anche fuori. Io dico sempre, ho cambiato, cioè
non sono più giocatore, ma comunque lo sono sempre, nel senso che ho cambiato campo di gioco. Ah, ok. Quindi sei ossessivo anche. Quindi sono un po' ossessivo anche per... Allora, io Ci lo dico vuole un sempre, pochetto, quello ci che vuole. che sei in campo è quello Sì. che metti nel campo, non se segni un canestro, Quello che quello che metti. tu metti nel campo sei anche fuori. Anzi, lo sport e il campo fanno venire fuori il tuo vero essere. Bravo, sono d'accordo. Perché ritorni bambino, quindi viene fuori quello Quindi i coglioni in campo sono coglioni anche fuori. Purtroppo te lo devo dire, purtroppo te lo perché devo ne ho dire, conosciuto però tanti. sì, però sì, cioè... Tu eri coglione in campo? No, No, tu eri bravo. no, Tu no, segnavi e difendevi, comunque avevi no, no, atteggiamento. ero molto corretto, ero Bravo. molto corretto, però avevo una cattiveria agonistica Cattiveria giusta. molto forte, nel senso che, ripeto, Presente. non volevo una cattiveria agonistica importante. Mi ricordo anche che, infatti, quando eravamo anche, insomma, io insieme anche al mio amico fraterno, anche Michele Mastio, che ne ho parlato prima, eravamo del giro della nazionale. Mi ricordo che quando avevo 16 anni, 15 anni, avevamo anche carenze, casomai tecniche, rispetto ad altri che provenivano, sai, dalla Scavolini Pesaro, Mamma. dalla Benetton, ti ricordi? Insomma, da squadre La importanti. zona. Però noi avevamo questa cattiveria La strada. sportiva, sangue agli occhi, che gli altri non Non avevano. avevano. Che gli altri non avevano. Erano Quindi più era proprio damerini. sì, era proprio un atteggiamento. E quello è una forza che. Sai, quella cazzimma. Cazzo, ma da 3 contro 3. Da 3 contro 8. Come arriviamo là? Quello è un altro. Guarda che ci abbiamo poco tempo, Abbiamo Ciccio, poco tempo. dura un'ora. Dura un'ora, secondo me. Non ci riusciamo. Non ci riusciamo. Dobbiamo fare una Lo seconda so già, puntata. ma la facciamo. Io ho già pensato di ospitare la seconda volta. Ah, ok. Tu sei 62, Ne facciamo 70 perché ci sono 10 che non sono andati in onda. Quindi siamo a 62 episodi. Cavolo. E ho deciso di riprendere qualcuno dei primi a rifare la seconda perché ci sono stati dei cambiamenti, delle novità, libri nuovi, gente che ha messo su impresa. Quindi ci sono argomenti da trattare. Con te la facciamo. Poi Perché sei Togo. sicuramente nel mentre qualcosa l'avrò combinato. Minchia, di brutto. Di brutto. Quindi andiamo avanti però per ordine. Quindi Andiamo, quindi va bene. Molli? Quindi 27 anni, poi mentalmente mollo, poi era retrocesso anche Cioè, là. smetti di giocare? No, a 30 avevo smesso. 30? Quando è nata la mia prima figlia. Ah, ti sei già... A me è successo A famiglia. 30 anni nasce Clotilde e io Cavolo. smetto di fare sport per 1 anno e mezzo. Ma comunque, Completamente. nel mentre prima mi laureo in economia e gestione aziendale. Ti eri già laureato? Sì, mi ero laureato, faccio anche un master in finanza banca e impresa, faccio un'esperienza lavorativa, divento anche consulente finanziario. Ah, tu inizi anche come se non ho consulente? ma non ho mai esercitato, avevo preso il titolo perché a me, Ah. devi sapere che all'università mi affascinava, mi piaceva moltissimo il marketing, Mhm. che continuo naturalmente a studiare tutt'oggi Ovviamente. perché marketing, comunicazione è la base di tutto, però Che bello che dici marketing e comunicazione. Guarda, ti adoro perché per fortuna tu ne sai cos'è il marketing e non lo confondi con la comunicazione. assolutamente. Grazie, No, ti c'è molta adoro. confusione. Ok, E studi? quindi, e quindi avevo questa passione per il marketing e la comunicazione, però dicevo, ma se voglio stare in Sardegna, ma il marketing non ti dà sbocchi lavorativi. Allora era così. Che anno siamo? Che anno 30 anni? siamo? 2010? Sì, era, No, dai, c'era già quando- era 18, quasi 20 anni fa. Guarda. Ah, No, di No. meno, no, di meno, no. 83, 2003, 15 anni fa. c'hai- Però non c'era, adesso ho capito, è nella bocca di tutti. ok. È comunque fondamentale, sappiamo È nella bocca di tutti in maniera sbagliata. in maniera sbagliata. Vabbè. E quindi mi piaceva, però mi affascinava anche la finanza e quindi dico, ma qual è un lavoro, un mestiere che mi permette anche di entrare in relazione con le persone, che a me piace, anche Perché ti lì è piace? un altro tema che si può approfondire. E quindi la consulenza finanziaria mi affascinava e quindi poi addirittura la consulenza finanziaria, ma poi nasce Clotilde e io dico, cavolo, consulente finanziario
devi immaginare, ci vuole un po' di tempo prima di iniziare 10 a anni, prendere, a guarda, come prendere- tutte le cose. a prendere piede. E quindi faccio un'esperienza lavorativa presso un'agenzia, ecco, che vendeva servizi di marketing, e poi quindi faccio un po' il venditore, Ah, in teoria il consulente, ma venditore eri. E anche là e torniamo, non c'è niente di che male. non c'è niente di male, perché spesso questa parola venditore È brutta, accezione negativa. e poi dopo però, ecco, anche lì ci potremmo riallacciare alla business Tu school. quando è che hai iniziato a vendere te stesso? Pensaci, Da quando sono nato. bravo. Ma non Da solo, quando sono da nato. quando hai iniziato a fare anche lo sportivo, ti sei Esatto. venduto te Esatto. stesso, Esatto. le tue capacità Esatto. in campo, fuori campo, e la gente Esatto. pensa che vendere sia una cosa negativa, è sbagliata, è brutta e cattiva. Il venditore di se stesso vende l'insegnante quando insegna agli studenti, vende un servizio, vende la cultura, vende la conoscenza. Vendi a tavola alle tue figlie un'idea Di brutto, e come bravo, ci si deve comportare. bravo. Tu lo devi Vendi un vendere. modello. Perché loro ti dicono: ma perché? Ma perché? Ma per come? Tu devi Cosa essere ci guadagno? Esatto. E già dici cosa il sinallagma venditore compro vendo. Vabbè, Esatto. ok, quindi decidi di fare, inizia a lavorare quindi. Quindi inizio, sì, faccio un'esperienza anche al Fort Village, Al Fort Village. sì, come assistente del manager che si occupava di tutto ciò che riguardava lo sport e l'intrattenimento. Ah, ok, quindi Al unisci la Fort, tua sì, passione. e poi però questa voglia, ecco, di fare impresa, di creare qualcosa di tuo. Allora con mio fratello Marco ci siamo... Guardate in faccia. Ma lui È cosa stato- faceva? allora scusa? lui intanto ha 6 anni meno di me. Marco Sei- ha fatto economia, anche lui, Ok. era appassionatissimo dell'inglese, lui lo può anche insegnare nonostante abbiamo i nostri docenti madrelingua qualificati. E lo dico sempre però, non ci siamo scelti perché siamo fratelli, perché io diciamo sempre, sai, quando si dice meglio evitare di fare qualcosa. Ma no, anche Ma no, però... è perché eravamo veramente complementari. Mhm. E io chiaramente l'ho riconosciuto delle capacità, delle competenze che io non avevo, e viceversa, e quindi ci siamo trovati in quel momento e ci siamo detti: dai, apriamo una scuola Ah, da zero quindi, di avete inglese. iniziato così? Sì, da zero. E niente, quindi io avevo 30 anni, lui pensa ne aveva 24. E quindi abbiamo iniziato questa avventura sempre, insomma, e adesso ne ho quasi 43, ne ho quasi, ne ho Però tu 43. scalci Però io il scalcio, brutto, e cosa scalcio. vuoi fare? E quindi- Inizi in university? No, E quindi, no, in University, allora, ti dico, prima di University ce n'è un'altra. avevo provato a lanciare, e l'avevo anche lanciata, la prima scuola di programmazione informatica a Cagliari. Cioè? Codice, Sì, programmazione informatica, perché mi si piaceva chiamava? appunto il concetto Brabooks, Mm. che poi beh, il nome vabbè, non ti dico, io poi sono un po' malato per i nomi, perché è fondamentale. Beh, torniamo in al discorso University del brand. è geniale, no? In University, University che sta, vabbè, anche lì chapeau, perché quel nome, quando l'ho sentito, l'ho conosciuto con te, non avevo ancora visto, è geniale. Sì. Ma anche Parrot entra nella testa delle Parrot persone. mi piace perché Perché è ha un fuori, suo senso. dai soliti standard delle English, method scuole, school, e invece master, ti entra mister. nella testa. Anche lì c'è tutto uno studio anche sul nome e sul brand, naming. sul naming. E quindi perché Brabooks? Anche lì era pieno di scuole. Brabooks. Ma Brabooks scritto con books, allora, come con la scritto? X finale. Però da con cosa la U o nasce? con la doppia O? No, Brabooks, Come si proprio dice? come si dice. Esatto, Sì. bravo. Perché da cosa è uscito fuori? Allora, anche lì volevo un nome, non i soliti nomi che c'erano, sai, io vedevo anche cosa facevano oltreoceano, anche in America, le scuole di programmazione informatica. Sai cosa sono i Brebus? I Brebus? Sì. No? Sono delle frasi che pronunciano queste vecchie dell'entroterra sardo contro il malocchio.
Ma dai! Sì, che sono bella delle cosa. frasi magiche. Brebus. I brevi. In sardo. In Brebus. sardo. In sardo. Ah. E qui sono delle parole magiche che oltretutto vengono tramandate da persona a persona e chi la tramanda perde poi quel potere magico. E quindi i Brebus, come la programmazione informatica, e quindi il linguaggio della programmazione e le parole che poi il codice sono come fossero delle parole che tu metti insieme e ti creano qualcosa. Un sito, certo. un'applicazione, voglio dire, erano e sono, adesso forse un po' meno per l'intelligenza artificiale, vabbè, stiamo parlando adesso, purtroppo stanno cambiando tante cose, Tutto però cambiato. erano gli eroi del momento. Ah. Ok, e oltretutto era una figura professionale super richiesta, Bravo. cioè chi sapeva programmare trovava Lavorava. lavoro il giorno dopo. Oltretutto a me piaceva molto il concetto anche del nomadismo digitale, Ah, ok. che potevi Lavorare lavorare dove volevi. volevi, se sapevi programmare era fantastico. E quindi nasce Brebooks e quindi insomma trovo anche una Dai, docente. cosa fai? E quindi cerco di lanciare Software per chi? il primo corso, perché trovo anche un'azienda che aveva bisogno di programmatori informatici, che era Dove Conviene. Te lo ricordi? Conviene? Dove Conviene. Dove conviene? Cos'era? Quel Faccia- sito dove... Facevano le brochure digitali. Sì? Ed erano Eh, programmi di sconto? No. Faceva anche forse qualcosa riguardo a quello. Mi ricordavo la Però tessera. lì servivano programmatori in Java, JavaScript, quindi voi facevate che sapevano formazione. programmare. Esattamente, noi Ah, quindi era una ok. scuola di programmazione informatica, quindi facevamo, non consulenza, facevamo programmazione. Poi il docente che doveva fare, insomma, svolgere le lezioni aveva avuto un problema, doveva partire a Bologna e quindi io mi ero ritrovato con difficoltà a trovare un docente adatto e adeguato perché potesse trasmettere la materia. Perché non tutti sanno insegnare. No, non tutti sanno insegnare e soprattutto in quel mondo là, passami il termine, nerd. Ok. Sono tutti nerd. E trovare Sono un autistici, programmatore, con tutto il rispetto, trovare ma un programmatore che che sapesse avesse anche quelle parlare. capacità, oltretutto erano operati di lavoro, era difficile, era difficile. E quindi poi saltò, io non te la sei sentita. non avevo proseguito in quel Comunque c'era sempre la progetto, scuola. ma vedi anche lì altro insegnamento. Se tu non sei, devi essere chiaramente, dico qualcosa di banale, ma devi essere determinato nel portare avanti le cose, sapendo che inizialmente è difficilissimo. Quindi oltre perché è grandissimo e ad ogni problema, ad ogni ostacolo tu riesci a superarlo perché è forte, e quindi porti avanti quel progetto sapendo che rinunci a qualcosa di piccolo oggi per avere qualcosa di più grande dopo, ma devi avere disciplina e aspettare e quindi crederci. Chakra, sì. Esatto. Portare a terra. Poi la tua concretezza ti porta anche ad avere una critica, un'autocritica. Quando vendi un servizio dove tu non credi che sia il massimo che potevi offrire, non lo offri più, Esatto. ti dà fastidio. Esatto, Questa bravo. si chiama onestà intellettuale. Bravo, però quella Onestà commerciale. però quello ti dico la verità mi ha limitato, perché poi come io ho la sindrome anche dell'impostore, poi ce l'abbiamo un po' tutti. Essendo un impostore. E quindi, Bisogna un po' buttarla via, e quindi un po' quell'umiltà di dire ma non voglio fare appunto o dire qualcosa In cui non credo. in cui, capito, non sono veramente all'altezza. Poi trovi Ciappuzzo che vende l'ignoranza. che senza paura si Esci di butta. testa, esci di testa. Però poi alla fine, casomai col tempo ha Sì. ragione lui. 50 e 50. 50 e 50. 50 e Molli 50. da una parte e incrementi dall'altra. 50 e 50. Quindi il University quando nasce? University Dopo nasce Paro, poi cioè dopo qualche Paro, anno dopo la scuola? Sì, O prima sì. Rebound inizia? No, Rebound adesso c'è quest'anno abbiamo fatto la sesta edizione E dopo University? e dopo, no, è prima. Ah, è prima, ok. University sì, subito dopo, ma io Quindi- l'avevo già in testa, Ok, quindi tu comunque fai la scuola di inglese e poi fai Rebound come manifestazione, evento. Sì, University dai insieme. Io dopo la scuola di programmazione informatica avevo questa voglia comunque di creare Qualcosa. un po' un'altra realtà formativa.
Rebound è formativa? No, Rebound no. No. Rebound non è formativa. Innoversity. Rebound è Innoversity. Innoversity è la business school. Ok. Innoversity, quindi che è un altro brand, che nasce, e appunto il significato sta per innovazione, Università. university e diversity. Anche il concetto della diversità. Inteso come? Inteso che la missione di Innoversity è quella di aiutare persone, organizzazioni a sviluppare il loro potenziale. E ognuno è diverso, ogni organizzazione, ogni persona. E quindi lo facciamo come? Cercano di tirar fuori il talento, il potenziale, la diversità di ognuno. E quindi poi il concetto dell'innovazione, l'innovazione continua, devi essere continuamente in movimento, devi aggiornarti, devi migliorarti, ma l'innovazione poi non per forza è quella tecnologica. E stiamo parlando di Questo lo corsi di sappiamo. formazione? E parliamo di nasce quindi come scuola che inizialmente è molto incentrata sulle, ma ancora oggi comunque sulle soft skills, quindi quelle capacità umane, psicoemozionali e comportamentali, che vedi che lo sport comunque ti Entra insegna, anche qua. che io non chiamo soft ma power, perché a me questo concetto del morbido soft non Non so ti piace. morbide. Tu in Sono campo non power. eri morbido, eri power. Tu picchiavi. Oltretutto, perché veramente saper lavorare in team, saper parlare in pubblico, Non saper è gestire soft. il tempo, sono tutte saper vendere, sono tutte capacità che fanno la differenza, che le persone non sottovalutano. Però cioè, oggi poi se il futuro, lo dico sempre, è più umano che tecnologico. Sono d'accordo. Quelle competenze sono sempre state importanti, ma adesso lo saranno ancora di più. Perché la tecnologia ha superato talmente tanto che quindi automaticamente se non c'è l'essere umano, ciao. Esatto. Però con Innoversity quindi volevamo aiutare anche le persone voglio dire, a trovare anche, diciamo, anche lavoro, ok? Quindi io nel mente dico, sai cos'è? Diventiamo anche agenzia formativa, ci prendiamo il titolo. Siete agenzia formativa? Sì, però non è una cosa che dico, perché la mia idea è quella di dare sempre formazione che vale, che ti trasformi, che crei un cambiamento e che ti serva veramente per ottenere risultati concreti. Quindi per la serie voglio fare formazione non al disoccupato insomma, che sta cercando. Ci sono altri Voglio sì, un po' si è voluto, ecco. Voglio, nel senso non che non la faccio disoccupato. No, nel senso che comunque sono tutti quei progetti, sai, della regione. Sì, i progetti delle agenzie formative non ti interessano. Non mi interessano, anche se era all'inizio un'opzione, ho pensato anche a quello. Beh, io ho pensato un po' a tutto, perché poi tu devi valutare, devi capire quali sono le opportunità e decidere anche dove mettere focus. Provi, sbagli, guardi, capisci. Quindi quella era, diciamo, un'opportunità. E quindi oltretutto poi facciamo anche dei percorsi per diventare social media manager. Ok. E erano molto bene, perché oltretutto diversi studenti trovarono anche lavoro. Oltretutto erano progetti in autofinanziamento, cioè non erano progetti finanziati dalla regione. No, se lo pagano. Lo pagavano, però rilasciavamo poi delle Voi potete delle lasciare un certificazioni titolo sulle valido, competenze. sulle ADA. Poi facevamo, esattamente, bravissimo, poi facevamo fare dei tirocini gratuiti presso delle Siete aziende. un'agenzia formativa che però non fa i corsi regionali puri. Esattamente, Quelli- diciamo che abbiamo intrapreso anche un po' quella strada. Ok. Per vedere un po' com'era Però quel il tuo mondo. core sul... Però poi cosa è successo? Che questo concetto di Innoversity, della business school sulle capacità umane, psicoemozionali e comportamentali l'abbiamo sempre mantenuta un po' anche a livello di metodo, perché io dico sempre il nostro metodo che io chiamo skill blend, perché vedi, blend significa blended significa misto, quindi mixare le capacità tecniche con quelle non tecniche, quelle umane, e quindi dare questo tipo di preparazione. E quindi poi Innoversity come business school si è evoluta. Adesso abbiamo deciso di essere verticali come business school sulla vendita e il marketing, sul sales e marketing. Quindi rivolgendoci però a chi? A imprenditori e professionisti.
Perché, come dicevamo prima, vendere è la base di tutto. È la base di tutto, È la base parte di tutto. commerciale. È la base di non tutto. l'hanno capito in Quindi molti. public speaking per vendere, Per vendere. perché puoi persuadere, non manipolare, perché quello è un altro concetto che Lasciamo perdere. che la manipolazione, Non molti ci ne sono, piace. ne sono vittima inconsapevolmente. Carnefici soprattutto. Esattamente, Ma anche esattamente. inconsapevolmente, perché poi la manipolazione Poi un filo molto sottile. molto sottile. Ok. Molto sottile. Però c'è chi lo fa proprio con l'intento di, ecco, di manipolarti, non persuaderti, ma poi vabbè, tutti i nodi tornano al pettine. Ma ci rimane Rebound, ci rimane Roberto rimane Uomo, ci rimane persona, Roberto ci rimane Uomo. un sacco di cose. Siamo arrivati all'ora. Però siamo arrivati all'ora. E io ti ho promesso un'ora, Tu hai ti ho promesso garantito un'ora. Cosa vuoi, andare avanti o ci rimandiamo alla prossima? come vuoi tu. Se vuoi, dai, facciamo. Io vorrei fare la prossima, La perché con te prossima, mi trovo bene. assolutamente. E così ho la scusa per rivederti. perché Assolutamente, tanto così abbiamo non la ci scusa vediamo. per rivederci e parliamo di rebound, Di rebound, di approfondiamo- Roberto, di figlie, di famiglia, di imprenditorialità, perché con te ci voglio parlare di questo, e del Sì. rapporto giovani imprenditori, cioè mondo del lavoro dei giovani, mondo del lavoro degli imprenditori adesso, cambiamenti, AI, cioè di tutti questi argomenti, Assolutamente, cioè sono volentieri. tanti. Quindi ora ti interrompiamo, ti devo fare la domanda di rito, perché tanto adesso te la faccio oggi e poi te la rifaccio anche la prossima volta, quindi Ok, che preparati. non so quale sia la domanda di rito. A come? Ah, Devi dirmi una parola con la A, dopo tutto che abbiamo parlato oggi, che non abbiamo detto altri. vedi, A come? come? Eh, Devo dare il titolo a questo. autentici, Già detto. e l'abbiamo già detto, ambiziosi. Ambiziosi, ambizione, già detta. Già detta? Sì. Ehm, Dai, original, cavolo. Oh, ti permetto anche una parola inglese. Non abbiamo detto che deve essere in italiano. Anche perché abbiamo tirato fuori il sardo. Mi hanno detto, come arrori. Ma che meraviglioso. o come A Sibiri. A Sibiri, come accaldato. Accallonato. Accallonato. Come? Come... Cavolo. Allora, non deve me la essere- so preparata. Lo so. Perché Mi hai preso alla alla sprovvista. sprovvista. Poi oltretutto hai fatto 62 puntate. Però Cioè, sai quindi quante voglio sono? dire, 3500 le parole in italiano con la A, da vocabolario da Treccani. Anche in inglese che possa essere, ti aiuto, una parola che possa chiudere il cerchio di oggi, del tuo racconto, ma che può anche essere una parola che ti ha contraddistinto. Vabbè, nella tua vita ambizione l'hai detto, lo sei sempre stato, lo sei dentro, però in maniera anche bilanciata, perché non hai mai parlato di sboronamento, No, mai, e no. questo io te lo... Anche No, quando ci siamo no. conosciuti in occasione del master, aiuto. Sono persone che... anche del che master non- dobbiamo parlare, il master in sport. Anche del master sullo Quello è sport importante. business e poi anche dell'evento che noi facciamo. Ad esempio vedi anche quello, Sport Summit Sardegna. Quale? Sport Summit Sardegna. E questo è nuovo? No, lo facciamo già da un paio di anni. Non è rebound? No, è un'altra cosa. È È un un'altra evento cosa. dove parliamo di come lo sport possa essere motore di sviluppo del nostro territorio dal punto di vista sociale, economico, medico, insomma. Dai, E non lo quindi sapevo lo sport questo, come vedi. strumento. Vabbè, ne parliamo. Sì, sì, sì. Ah, come? Ma che non scendi, sì Non che scendo. giro la rotatoria così. No, aiuto, Sì che non ti capita mai di sbagliare strada, entrare in rotatoria? Dove cazzo devo andare? Rimani Mica- 2 ore col cavolo. navigatore. Infatti vedi, queste rotatori stavano qua. Sono uscito. Come? Ah. Adesso mi piace. Apprendimento? Che? Apprendimento. Apprendimento non l'ha detto nessuno. Non l'ha detto nessuno? No, giuro, apprendimento. Apprendimento. Come apprendere o Come apprendimento continuo. E continuo non lo posso scrivere, ma scrivo scrivo, apprendimento, ce lo apprendimento. siamo detto. Sì, come apprendimento. Bravo, vedi che ce l'hai. Apprendimento. Hai ragione. Qui devo girare. Azzeccata. Sì, esatto. Come Atene, via Atene. Come via Atene. Vabbè, siamo vicini a via Atene, ma la sua Esatto. via non la diciamo per Esatto. privacy. Che Esatto. merda la privacy, mi ha rotto i coglioni. Vabbè, scusate. Sì, ma poi sclero. ci sono queste contraddizioni sulla privacy. Sì, quello è un tema- che follia totale. è un tema importante. Allora, con te ci rivediamo, quindi è un grazie per oggi, grazie ma, a te. ma non ci rivediamo, È ci rivediamo stata- con lui. È stata una
ma super piacevole. A parte temperatura Perfetta? ideale. Perfetto. Vengo a fare un riposino dentro la tua macchina dopo pranzo. Ok. Ciao. Grazie. Ci baciamo, perché noi ci baciamo e ci salutiamo. Just a snake in the grass.